Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera possiamo dire piccoli fascistelli crescono e sono tutti allievi del professor Raimo. No, non c'è una contraddizione in termini, perché le scene che abbiamo visto oggi, le proteste, diciamo, studentesche in tante piazze italiane, Torino, Milano, Genova e via dicendo, sono l'ennesima conferma che l'unico fascismo sopravvissuto è il fascismo degli antifascisti. Questa è una cosa che avevano capito già Pasolini, Sciascia, Flaiano, cioè arriviamo buoni ultimi, ma perché buoni ultimi arrivano questi ragazzi, questi studenti che hanno messo in scena una versione appunto giovanil studentesca di questo paradosso che ormai è una costante della società italiana, ovvero il fascismo degli antifascisti. Ma perché citiamo il professor Raimo? Perché tutto questo caravanserraglio che si è visto in piazza, beh, insomma, era oggettivamente, ce lo dice la cronaca, all'insegna della violenza verbale, simbolica e non solo. Anzitutto, già l'idea di battezzare questa grande sollevazione civile No Meloni Day non è esattamente una narrazione costruttiva, no? Cioè suggerisce l'idea che ci sia un nemico a priori, cioè che il governo di destra, il governo Meloni non vada bene in quanto tale e che diciamo l'interlocutore sia squalificato in quanto tale perché la pensa diversamente da te. Ma a parte queste sottigliezze, è la galleria degli orrori simbolici che si è visto che veramente ci rimanda a Raimo. In che senso? Anzitutto si sono viste immagini di ministri, la stessa Premier Meloni, il ministro Bernini, il ministro Valditara, con le facce insanguinate. Cioè si è associata l'idea del sangue all'idea dell'avversario politico. Diciamo che tra Matteotti e i suoi carnefici, in questo schema, crediamo si sarebbero riconosciuti di più i suoi carnefici. E lasciamo stare l'ipocrisia per cui questi studentelli fascistelli a loro insaputa accusano il governo di avere le mani sporche di sangue per l'alternanza scuola-lavoro. Sembra una pellicola parodistica degli anni 70 più bui. Il dato di fondo è che c'erano gli avversari politici, i ministri del governo di centrodestra, la Premier del governo di centrodestra, coi volti insanguinati, non un'immagine esattamente che rimanda a un'idea di convivenza democratica, via, stiamo sull'eufemismo. Ma parlando di Valditara, qui è accaduta la scena più grave in assoluto della giornata, almeno ad ora. A Torino, infatti, a un certo punto, in questo corteo di studenti, si è allestito un fantoccio con le sembianze esplicite di Valditara, perché si è messo sulla testa una fotografia appunto che ritraeva inequivocabilmente il ministro Valditara, e a questo fantoccio è stato dato fuoco. E a prova, come dire, per essere certi che passasse l'ideona, uno dei capò di queste squadracce inconsapevoli studentesche, impugnando il megafono, ci ha informato col seguente virgolettato: stiamo bruciando Valditara. Stiamo bruciando Valditara. Cioè esplicitava la simbologia, peraltro già sufficientemente esplicitata dalla foto del ministro, e dichiarava come intenzione quella di bruciare una persona, nella fattispecie un avversario politico, un ministro che sta governando malissimo a vostro giudizio, cari studenti, che fa politiche orrende a vostro giudizio, cari studenti, che è un avversario da contrastare con qualunque mezzo previsto dal dibattito democratico. Benissimo, non una persona da bruciare, non una persona da bruciare. Questa è un'idea tecnicamente nazista, cioè neanche da fascistelli, da nazistelli, rivendicare la bontà dell'idea di bruciare
il nemico, che non è avversario ovviamente perché è squalificato nella sua umanità, è nemico. E qui perché diciamo che sarà contento il professor Raimo? E perché ricordate, no, che Raimo aveva invitato, aveva definito, scusate per essere precisi, il ministro Valditara un bersaglio da colpire. Un bersaglio da colpire. E oggi gli allievi di questo cattivo maestro hanno dimostrato di aver appreso bene la lezione e hanno dato fuoco al suo fantoccio, rivendicando stiamo bruciando Valditara. Quindi la lezione l'hanno appresa e come? Tra l'altro hanno chiuso questa serie di imprese coi cori, ovviamente che non si sa cosa c'entrino con lo stato della nostra scuola, Palestina libera dal fiume al mare, che mi spiace, è un'altra parola d'ordine, paranazista, perché è l'invocazione della cancellazione dalla faccia della terra dello Stato degli ebrei. Quindi una galleria orrenda di cui il professor Raimo sarà felicissimo per vedere le imprese dei suoi allievi fascistelli a loro insaputa. Diciamo che a differenza del professor Raimo hanno ancora anni per ravvedersi, che non vuol dire per finire per pensarla come noi, ma per rientrare nell'alveo minimo di una convivenza civile, liberale, democratica. La speranza è l'ultima a morire. Grazie a tutti.